Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto e ben ritrovati per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. 3 persone sono state soccorse dal personale medico-infermieristico nella prima serata di ieri per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la tangenziale nel tratto compreso tra Povoletto e Tavagnaco. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrate 2 vetture e uno scooter. A seguito dell'impatto 3 persone sono rimaste ferite. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Udine insieme all'automedica. Il personale medico-infermieristico ha preso in carico le 3 persone rimaste ferite, per le quali è stato disposto il trasporto all'ospedale di Udine in condizioni piuttosto gravi con l'ambulanza con l'equipe dell'automedica a bordo, 2 persone in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco per quanto di competenza. A Udine, zona Paderno, in via Liguria per la precisione, poco dopo le 21:30 di ieri, un altro sinistro con il coinvolgimento di una bicicletta e di una vettura, entrambe in transito. La persona in sella alla 2 ruote è rovinata a terra. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente dall'ospedale insieme alla Polizia di Stato per i rilievi di legge. La persona ferita, si tratta di una donna, è stata presa in carico dal personale sanitario e trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Udine in codice giallo, non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. E ora andiamo a Gorizia con un servizio. Assessore Amirante, innovazione e sostenibilità in campo ferroviario, oggi in un doppio appuntamento al terminal di Gorizia, inaugurazione dell'officina del centro manutentivo Ready Wagon e la presentazione dell'innovativo Steel Train. Sì, infatti sono molto felice di essere qui proprio perché l'Interporto di Gorizia è quello che ha avuto il maggior sostegno finanziario nella manovra di assestamento di quest'estate, proprio perché sta avendo una nuova stagione di grande interesse, soprattutto nello spostamento delle merci attraverso il binario ferroviario, che è un po' una novità che si è attivata non da tantissimo tempo a Gorizia rispetto agli altri interporti, che vede invece lo sfruttamento di una realtà che già esisteva, quindi il magazzino raccordato con la linea ferroviaria che consente la manutenzione dei vagoni è fondamentale soprattutto sulla linea di confine, perché è un'offerta molto interessante per gli operatori, quindi dovrebbe aumentare il numero di mezzi che si spostano attraverso la ferrovia e non più attraverso la gomma. Qui il traffico di merci è molto importante proprio legato al confine. Ci sono altre opere interessanti che si svilupperanno alle nostre spalle, che sono quelli che erano i magazzini una volta utilizzati come stalle, che potranno invece dare un'offerta di spazi molto importanti per il deposito delle merci attraverso proprio la ferrovia, il trasporto via ferrovia. Molto altro bisogna fare ancora, ragioneremo con lo Stato, con RFI, sul stato di attuazione della lunetta di Gorizia, che è un'opera indispensabile per togliere una manovra che toglie tempo e costa molto agli operatori economici, che costringono i treni ad arrivare alla stazione di Gorizia e poi tornare indietro al terminal. Questa operazione, grazie alla lunetta, non ci sarà più, è prevista per il 2025 e vediamo appunto di cercare un'accelerazione attraverso il buon rapporto con il governo italiano. Lo spazio informativo termina qui, vi ricordiamo che ulteriori news le potete consultare non solo sui nostri siti www.friulitv.net e www.friuliplaytv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.